Arrivano dalla Bulgaria i caporali e i braccianti che vengono sfruttati in Puglia, il fenomeno monitorato a Sofia dalla Commissione contro il traffico di persone. In Repubblica Ceca l'economia vola e il tasso di disoccupazione precipita, le offerte di lavoro abbondano ma il paese chiude all'arrivo di nuovi stranieri. Ungheria e Polonia nel mirino dell'Unione Europea per il mancato rispetto dello Stato di diritto. Il premier Orban lancia una campagna anti-Bruxelles. Aumentano le imprese italiane che si insediano in Albania per attrarre nuove aziende. Il paese delle aquile ha abbassato la tassazione e il costo del lavoro. Nel film Il dilemma dell'identità, le biografie di alcune donne protagoniste tra 800 e 900 della lotta per i diritti civili e politici sul confine orientale. Furgoni con targa bulgara attraversano giorno e notte il Tavoliere, carichi di braccianti destinati ai campi e sfruttati da aziende e caporali senza scrupoli. In molti casi, come è confermato dai numerosi recenti sequestri delle forze dell'ordine, alla guida di questi mezzi ci sono proprio caporali bulgari. Come bulgari sono tutti coloro che scelgono ogni anno di emigrare in Italia e di accettare condizioni disumane di vita e di lavoro, spesso imposte da organizzazioni criminali che hanno basi sia in Italia che in Bulgaria. Qui la situazione viene monitorata da un'apposita commissione nazionale contro il traffico di persone che fa capo alla Presidenza del Consiglio. Seguiamo con interesse la situazione in Puglia sulla presenza di cittadini bulgari che lavorano in condizioni particolarmente difficili, senza contratti e in nero. Abbiamo fatto una richiesta diretta a una nostra struttura partner in Italia per avere dati precisi su casi di traffico, ma al momento non abbiamo ricevuto una risposta chiara. A Sofia, nel distretto chiamato Settimo Chilometro, c'è la centrale della Direzione Generale Lotta alla Criminalità del Ministero degli Interni. Un agente impegnato nel contrasto ai traffici di esseri umani accetta di parlare purché non ripreso in volto. Sulla questione dei furgoni seguiamo il flusso migratorio bulgaro anche rispetto all'Italia e lo seguiamo in collaborazione con le autorità italiane, ma sono cittadini europei che all'interno dell'Unione possono muoversi liberamente, trovare lavoro dove meglio credono. Parlare di organizzazioni criminali forse è esagerato, visto che la possibilità di cercare lavoro all'estero è libera e i cittadini bulgari possono scegliere liberamente dove andare. Eppure, secondo molti studiosi e critici dell'attuale assetto istituzionale, la polizia e il governo bulgaro conoscono bene le reti criminali transnazionali che gestiscono ad esempio lo sfruttamento della prostituzione, altro fenomeno che interessa la Puglia e l'Italia in generale, ma le strategie di contrasto ai traffici di persone risultano inefficaci anche perché, sostengono gli esperti, c'è poca voglia da parte europea di investire su questo aspetto. Credo che la collaborazione tra strutture di polizia dei vari paesi europei sia a buon livello. Il problema fondamentale è che le risorse che vengono assegnate al contrasto del traffico di persone restano piuttosto limitate. L'attenzione si è spostata molto sull'immigrazione e sul terrorismo. In Italia questa carenza di risorse è particolarmente visibile. Dove non arrivano le istituzioni, ci provano allora i sindacati che da 3 anni ogni estate si fiondano in Puglia per incontrare i connazionali sfruttati e confinati in ghetti che sorgono in aperta campagna, senza luce né acqua, tra polvere e fango, con i bambini tenuti lontani dalle scuole e da ogni possibilità di integrazione. Le condizioni di lavoro e di vita che abbiamo verificato sono assolutamente distanti da qualsiasi standard, non solo bulgaro ma europeo, una condizione di assoluta vergogna. Siamo in presenza di un caso evidente di traffico di persone sia in Bulgaria che in Italia per sfruttamento di manodopera. Oltre a denunciare, il nostro impegno è proprio quello di spiegare ai lavoratori mentre sono nei campi o durante la raccolta i loro diritti. Sfruttatori e sfruttati, repressione per gli uni, prevenzione per gli altri. Le due facce dell'emigrazione bulgara sono ancora troppo diverse e troppo distanti per sovrapporsi ed assumere una sembianza che sia finalmente normale.
Cercasi disperatamente autisti, operai, carpentieri e ancora barman, camerieri, infermieri, cuochi. La Repubblica Ceca ha un grosso problema con il lavoro. Ce n'è troppo. Crisi e guerre commerciali mai sentite, l'economia dalle parti di Praga va tutta birra. Crescita sopra il 4%, sul plus nel bilancio dello Stato e tasso di disoccupazione crollato in 5 anni dal 7 al 2,9%. E così gli imprenditori hanno lanciato l'allarme, si va verso il 500.000 di posti disponibili. Il rischio concreto è che l'economia si inceppi e gli investimenti siano rimandati. Le aziende di mezza Europa sono arrivate nel paese attratte da tasse basse, poca burocrazia, costo del lavoro minimo. Ma ora che tutti si sono sistemati, importare manodopera è difficile, come ci spiegano la Camera di Commercio italo-ceca, che per aiutare le imprese ha anche aperto un portale, lavoro.cz. Polacchi, slovacchi difficilmente si spostano e lasciano i loro paesi per venire anche in Repubblica Ceca. Dal punto di vista della manodopera, uno dei problemi è il livello salariale, che limita la possibilità di ingresso dei lavoratori dal cosiddetto Ovest o dai paesi tradizionali dell'Unione Europea. Un naturale bacino di reperimento sarebbe quello ucraino e in effetti la comunità proveniente da Kiev è già la più grande del paese, oltre 120.000 persone a cui vanno sommati gli irregolari. Ma assumere fuori dall'Unione è tutt'altro che semplice, si possono fare visti speciali di 3 mesi oppure affidarsi al progetto Ucraina, un canale regolato per l'ingresso in Repubblica Ceca. Fare un contratto richiede almeno 9 mesi e soldi e bisogna andare a prendere il lavoratore al di là del confine, spiega però il segretario della più importante associazione di ucraini in Cechia. I visti disponibili solo nell'ultimo anno sono raddoppiati a 20.000, ma ancora non bastano. E nonostante la fame di forza lavoro, nel paese rimane una forte opposizione all'aumento dell'immigrazione. Il problema è il futuro di questi lavoratori. Ci si domanda, la situazione politica e finanziaria sarà buona come oggi? Se l'economia peggiorerà, cosa ne faremo di queste persone? La comunità è integrata più che bene, ma rimane il fatto che il governo guidato dal miliardario populista Andrej Babiš porta avanti una fortissima propaganda antistranieri. E poi ci sono i sindacati, il loro timore è che gli ucraini causino una stagnazione dei salari. Le paghe crescono in media del 10% l'anno, ma un lavoratore ceco costa ancora un terzo di un vicino tedesco. Per questo il sindacato nel 2015 ha lanciato la campagna Stop al lavoro low cost. Nella Repubblica Ceca abbiamo più di 500.000 di abitanti attivi, 1 su 10 proviene dall'estero, che non è poco per un paese così piccolo. La nostra posizione è che se qualcuno vuole lavorare qui è il benvenuto, se non viene sfruttato. Purtroppo ci sono datori di lavoro che non vogliono dare lo stesso stipendio per lo stesso impiego. Intanto le imprese inventano qualsiasi escamotage per aggirare le regole. L'ultimo scandalo è di qualche mese fa, protagonista Rolik, un servizio che permette di fare la spesa online e riceverla comodamente a casa, sul posto di lavoro, persino nel parco. Peccato che un'ispezione degli uffici del lavoro abbia trovato nei magazzini centinaia di lavoratori ucraini con visto polacco. Tutto in regola secondo l'agenzia che li aveva fatti assumere, ma al ministero non sono d'accordo. La vicenda è finita in tribunale, nel frattempo l'impresa è ancora a caccia di dipendenti. Magyarországot azért akarják elítélni, mert a magyar emberek úgy döntöttek. Musica drammatica, uno spezzone del discorso di Viktor Orban all'aula di Strasburgo e un messaggio ai suoi cittadini. Vogliono punire l'Ungheria perché gli ungheresi hanno deciso che la nostra patria non sarà un paese di immigrati. Non cediamo al ricatto del Parlamento europeo. È stata questa la risposta del governo ungherese, rivolta ai propri elettori, al voto favorevole all'attivazione dell'articolo 7 del Trattato dell'Unione Europea per violazione dello Stato di diritto. Il 12 settembre scorso, oltre 2/3 degli europarlamentari si sono espressi a favore del rapporto di Judith Sargentini, olandese eletta con i Verdi. Proprio lei appare nei manifesti della campagna informativa anti-Parlamento avviata dal primo ministro ungherese Orban, insieme al leader dei liberal democratici Guy Verhofstadt e al magnate
mecenate americano di origine magiara George Soros, accusato di essere il vero autore dell'atto d'accusa. Una campagna di informazione costata 18 milioni di euro di soldi pubblici, hanno scoperto i media ungheresi dopo aver chiesto un accesso agli atti. Lei, la signora Sargentini, di lontanissime origini italiane, non l'ha presa bene. Se la risposta di uno Stato membro dell'Unione Europea è cominciare una campagna su giornali e televisioni con il volto mio e di Verhofstadt, pensando che sia normale fare politica così, ciò dimostra quanto è preoccupante la situazione. Sargentini aggiunge che dopo questa campagna di informazione contro di lei non si sentirebbe sicura come turista a Budapest. Le persone conoscono la mia faccia adesso. Non sai mai quello che un maniaco potrebbe fare, quindi non potrei girare per la strada senza essere disturbata. E penso che sia colpa del governo ungherese. Abbiamo cercato i 12 europarlamentari ungheresi eletti con Fidesz, ma nessuno di loro si è reso disponibile per un'intervista. Così ci siamo rivolti all'altro capofila del gruppo di Visegrad, la Polonia, dove invece i deputati di diritto e giustizia, PiS, hanno accettato il confronto. Anche la Polonia è sotto attacco per la violazione dell'articolo 7, nello specifico per il mancato rispetto dell'indipendenza dei giudici. La principale contestazione è il prepensionamento forzato da 70 a 65 anni dei magistrati. L'eurodeputato Kosma Złotowski spiega le sue ragioni. Ci sono tanti giudici che lo erano anche ai tempi del socialismo ed erano membri del Partito Comunista. Pensiamo, e lo pensa non solo il nostro partito, ma anche la nostra società, che debba esserci una cesura tra la nuova Polonia e i vecchi tempi comunisti. È quasi impossibile portare fino in fondo le violazioni dell'articolo 7. L'ultima parola spetta al Consiglio, quindi agli Stati membri, che devono esprimersi all'unanimità, cosa irraggiungibile sia per la Polonia sia per l'Ungheria. La Commissione ha proposto penalizzazioni economiche nel prossimo bilancio europeo per gli Stati che non rispettano lo Stato di diritto, con l'obiettivo di tagliare quei fondi che tanto hanno contribuito all'imponente crescita economica di Ungheria e Polonia. Ovviamente abbiamo paura, perché i fondi europei aiutano a sviluppare il nostro paese, ma possiamo svilupparlo anche senza. In vista delle prossime elezioni europee è facile immaginare che in Polonia e Ungheria i partiti al governo punteranno la campagna attaccando l'establishment al potere a Bruxelles. È divenuto determinante il ruolo delle imprese italiane in Albania e della Puglia a rafforzare tale presenza nel Paese delle Aquile. Basti considerare che nei primi 7 mesi del 2018 l'interscambio commerciale fra Albania e Italia ha raggiunto un valore complessivo di 1.567 miliardi di euro, con una crescita del 3% rispetto allo stesso periodo del precedente anno. Tessile e calzaturiero, i comparti produttivi che incidono maggiormente su questa crescita, ma emerge con forza sempre maggiore il comparto turistico, con la nascita di piccoli e grandi gruppi alberghieri, ed il comparto energetico e chimico. L'Italia insomma si attesta come primo partner commerciale per numero di aziende attive sul territorio. Per questo il governo albanese ha deciso di offrire ulteriori opportunità di investimento alle imprese italiane, presentando a Bari, attraverso il braccio operativo di Confindustria, un pacchetto di agevolazioni in termini di riduzione dei costi del lavoro e della tassazione e sul fronte fiscale. Il governo albanese sta veramente, diciamo così, fare l'impossibile di attrarre la migliore offerta nei servizi turistici, per esempio. Stiamo facendo di tutto per l'innovazione nel campo di agricoltura e dell'agroturismo. Non è che è la fine, ma dico che anche l'investimento in ICT e software è una cosa molto importante per l'Albania. Al mantenimento dell'aliquota IVA al 20% si aggiunge un tasso ridotto del 6% per chi scommette sull'agriturismo ed una ulteriore riduzione dell'IVA al 6% per quanti presentano progetti per la realizzazione di alberghi e resort, e poi la riduzione dell'imposta sul profitto dal 15% al 5%, mentre scende al 6% l'imposta sugli utili per gli investitori nel campo dello sviluppo di software per computer,
opportunità definite interessanti dagli imprenditori confrontatisi con la delegazione albanese. L'Albania è un'opportunità per le nostre imprese, per le nostre aziende, è una grande opportunità non solo per la vicinanza, non solo per la fratellanza che da sempre abbiamo, perché siamo legati da una storia di accoglienza e di familiarità che ci lega dal 91, dalla Vlora, da quando ci sono stati gli sbarchi qui a Bari, nella città di Bari, ma abbiamo moltissimi imprenditori che hanno creato impresa in Albania e che stanno creando ricchezza e in maniera sinergica provvedono allo sviluppo sia dell'Italia che dell'Albania. E può definirsi più che positiva l'esperienza acquisita dagli operatori economici italiani, soprattutto pugliesi, in questi ultimi anni. È un territorio dove si parla italiano e quindi già è un forte vantaggio per le imprese. Un territorio dove c'è una tassazione molto bassa, dove gli stessi contributi ai lavoratori sono molto bassi e quindi questo è un vantaggio per le imprese che vogliono fare internazionalizzazione. Il governo albanese sta mostrando una grossissima apertura nei confronti degli investitori stranieri. Questo è accaduto da sempre, soprattutto in ambito tecnologico ed energetico. Oggi c'è una tassa sugli utili dell'impresa che è al 15% e direi che è una tassazione che è molto difficile trovare nei paesi del Mediterraneo. Il dilemma delle identità, delle negazioni dell'identità, il dilemma della storia di Trieste, presentato però attraverso le biografie di donne eccezionali, italiane, slovene e austriache, che a cavallo del XIX e del XX secolo hanno creato spazi di libertà e uguaglianza in ambienti decisamente nazionalisti. Sabrina Morena, la regista, ha tessuto un racconto tra le scene storiche e il chiacchiericcio, la quotidianità delle attrici in camerino, chiacchiere specchio della nostra attualità. Parlare di donne è sempre importante e poi perché volevo parlare delle donne sul confine, cioè di come è difficile l'identità di confine e ci sono dei momenti in cui la storia chiede di fare delle scelte e quelle sono state scelte anche dolorose. Ed è importante proprio rispetto al fatto che si è entrati in Europa, in cui comunque la questione si è di molto ammorbidita ed è diventato più facile, il confine non c'è più. Il film presenta figure importanti, determinanti per la storia della Venezia Giulia, come la socialista Giuseppina Martinuzzi, interpretata da Ariella Reggio. Era una donna speciale, all'avanguardia, una donna coraggiosissima, che pochi conoscono e tutti dovremmo conoscere. Parliamo ancora oggi di emancipazione femminile, figurarsi quella volta, il principio del Novecento, a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento, quanto deve essere stato difficile per questa donna scrivere quello che ha scritto e fare quello che ha fatto. Lučka Počka interpreta la romanziera slovena Marica Nadlišek Bartol. È un coraggio che manca, certo che è presente ai giorni d'oggi, ma lo spirito tante volte mi sembra che manchi e che dovremmo imparare da queste donne. Elena Husu e la femminista slovena Paula Hočevar. Era una maestra molto attiva politicamente, una scrittrice, una giornalista che tentava di far capire alle altre donne che dovevano alzare la voce e dire ad alta voce anche agli uomini i loro pensieri e ottenere i propri diritti. Marzia Postogna interpreta Elodie Oblac-Stuparic. Una grande intellettuale, una donna molto complessa e affascinante da quello che ho potuto approfondire, compagna di Gianni Stuparic, moglie di Gianni Stuparic, piena di passione, ecco, una donna appassionata. Giustina Testa nel film è la fotografa di guerra austriaca Alice Schalek. Prima giornalista, reporter di guerra, era viennese, era una donna avanti con i tempi perché di lei ci sono arrivati reportage di viaggi in tutto il mondo, quindi diciamo la nonna di tanti personaggi oggi famosi, importanti, e donne che insomma testimoniano la forza femminile anche in zone di guerra, in zone di pericolo. La professoressa Marta Verginella è stata la consulente storica del film. Perché queste donne sono importanti per la vicenda del confine orientale italiano?
Perché intanto sono quelle che allargano l'attività femminile dalla sfera privata a quella pubblica, prendono la parola e esigono anche la presenza delle donne nella società e quindi aprono gli spazi pubblici all'intervento femminile e richiedono i primi diritti. Inizialmente i diritti nazionali, ma poi i diritti civili e politici. A firmare la fotografia è stato Radovan Ciok, a produrre il docufilm la società friulana Quasar e la slovena Bella Film. Amore umanitario.